Vittorio Veneto questa sera accoglie una campionessa d'eccezione. Che sensazione ha avuto questa sera venire in questa palestra e incontrare questi giovani atleti? Le ha un po' ricordato i suoi inizi? Ma sì, innanzitutto mi sono sentita abbastanza a casa perché le palestre piccole, cioè, vivono anche dello sguardo dei genitori, si percepisce un ambiente positivo, non ci sono tantissimi maestri, quindi questa cosa permette magari di avere le figure di riferimento, sono chiare e si percepisce questa cosa tra i ragazzi. Anche dal tempo che sono stata qui questa sera ho veramente percepito un ambiente familiare molto simile a dove sono cresciuta io, la Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro, e devo dire anche che forse mi ricorda anche come spazi una palestra che forse non è all'ultimo grido per la tecnologia, ma è quell'ambiente dove sicuramente si sta bene e dove si può crescere, adesso parlo da genitore, dove si può crescere con i giusti valori. Prima, insomma, di fronte ai ragazzi, ma anche questa sera durante l'incontro che farà di fronte al pubblico, tratterà e ha trattato il tema della sconfitta. Secondo lei, nella società oggi dove è sempre più performante, si richiede sempre di più delle performance di un certo tipo, sarebbe necessario parlare un po' di più anche del saper perdere? Ma viviamo in un mondo dove ogni tanto forse sui social è tutto perfetto, tutto vincente, tutto liscio, mentre in realtà la vita purtroppo non è un'autostrada, ma è un sentiero tortuoso della giungla e quindi ci sono le vittorie, ma ci sono le sconfitte. Dalle sconfitte bisogna saperle accettare, bisogna saperle anche analizzare e poi lavorarci sopra per poi arrivare alla vittoria. Quindi da una sconfitta si arriva sempre a una vittoria, o forse da una sconfitta arriverà un'altra sconfitta perché non abbiamo imparato sufficientemente. Io credo nel tema che tratterò appunto anche stasera come passaggio per migliorarci e per crescere proprio come persona. Io come donna sono cresciuta anche grazie alle mie sconfitte, forse molto di più che non alle mie vittorie. Parlando del suo percorso sportivo, quali sono i prossimi appuntamenti che l'attendono e si può già dire che insomma vedremo il suo nome a Los Angeles? Non penso, non penso, il mio nome sarà a Los Angeles tra gli atleti, chissà, magari arriverò a Los Angeles in un'altra maniera, c'è un mondo che gira intorno agli atleti. Io ho dichiarato ancora qualche mese prima delle Olimpiadi che comunque avrei smesso e sarebbe stata la mia ultima gara internazionale. Forse non sarà così, ma io arrivo a concludere con quest'anno perché in questo momento percepisco il mondo esterno alla scherma che mi sta veramente quasi chiamando e assorbendo parecchio, ed è questo quello che forse voglio fare per il mio futuro. La scherma magari ne farà parte, da anni mi sono avvicinata al mondo dell'insegnamento, ma ancora non ho capito quale ruolo avrà la scherma nella mia vita, ma lo scopriremo vivendo. Allora a questo punto, parlando di giovanissimi e di futuri atleti, si sente di fare un augurio particolare, magari anche di cogliere questa occasione per dare un consiglio? Ma di consigli potrei dirne tanti ai ragazzi, perché io forse sono stata, non dico fortunata, ma supportata dalle persone che forse mi hanno consigliato bene, mi hanno aiutato a appunto digerire la sconfitta, mi hanno accompagnato ad accettare la sconfitta, e io poi di conseguenza ho imparato a conoscermi di più, ed è quello che io posso forse augurare ai ragazzi, che di utilizzare la scherma come metodo per conoscersi personalmente e di andare più a fondo su quello che sono veramente i sogni, perché è vero, noi abbiamo un avversario che pensa in pedana, però ogni tanto siamo noi che decidiamo del nostro futuro grazie alle nostre scelte.